ho dato anche la misura di una proposta, la proposta della cabina di regia, che secondo me, spostando, attestando il livello delle scelte proprio sugli enti territoriali, che sono i depositari della sovranità popolare, potrebbe consentire quella ripartizione equa che secondo me deve essere alla base del sistema di accoglienza in Veneto. Io riceverò le persone perché io tengo a mantenere sempre vivo il dialogo con i sindaci, il dialogo con i cittadini, sulla base del presupposto che i migranti non è che sono ospiti della prefettura, i migranti sono cittadini che hanno uno status riconosciuto a livello internazionale e che in qualche modo la Repubblica tutela. Secondo me la forma migliore di tutela in questo caso è quella di disporre un'accoglienza diffusa, ripartita sul territorio, una quota di disagio per tutti, ma un disagio contenibile. Solo in questo modo possiamo evitare i casi di Eraclea e i casi di Cona, altrimenti, se non ci sono altre possibilità, giocoforza diventa necessario sistemare queste persone dove c'è posto. Alla luce del fatto che a seguito della gara sono state rinvenute altre disponibilità alloggiative per circa 700 posti, io penso che sia assolutamente imprescindibile dar vita alla cabina di regia, perché solo così i sindaci saranno garantiti e saranno garantite le popolazioni.